Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dimitri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dimitri.com. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Buonasera a tutti, bentornati in diretta. Si sta giocando il 10° turno di Serie C, girone B, dove giocano Olbia e Torres, le due squadre sarde, 1-1 in questo momento al Nespoli, con l'Olbia che ha fallito con Daniele Ragazzu l'occasione di andare sul 2-1 sbagliando un calcio di rigore. Lo stesso attaccante quartese aveva trovato il pareggio contro la Fermana, ma siamo in attesa dell'inizio di Pescara Torres collegati con l'Adriatico, dove c'è il nostro inviato Roberto Pina. Ciao Roby, ben trovato. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Appuntamento di mercoledì, Serie C 31 che si sposta di un giorno direttamente dalla, non lo so come definirlo, la sala prove musical dell'Adriatico, perché la sala stampa qui a Pescara è perfettamente insonorizzata. Siamo qui, come vedete alle mie spalle, col plexiglass di 4 dita davanti. È annunciato un clima caldo, però fin qui ancora, a essere sinceri, non si è visto né in città nelle ultime ore né qui allo stadio, perché ancora sono entrate davvero pochissime persone. Sono previste, diciamo, circa 7.000 tifosi, anche una settantina, per essere precisi 75 direttamente da Sassari, comunque tifosi sardi rosso-blu. È un clima che ancora tende a non accendersi, però si infiammerà quando le due squadre entreranno in campo, perché è una sfida tra prima e terza della classifica, tra la torre sorprendente di Alfonso Greco e il Pescara ovviamente di Zdeněk Zeman, che è passato dal girone C al girone B con l'ambizione dichiarata di vincerlo questo girone. Sì, è una partita sicuramente non banale, che speriamo ci regali tante emozioni. Ovviamente poi noi la seguiremo come di consueto sul nostro sito. Roby, prima di andare a parlare anche, dire due parole sull'Olbia, che appunto sta giocando, siamo al 77° minuto al Nespoli. In questo momento andiamo a vedere le formazioni di Pescara e Torres, no? Perché ci sono poche novità per quanto riguarda la squadra di Alfonso Greco. Di fatto se la giocano entrambi con la formazione che è dell'ultimo turno, perché anche Zeman cambia pochissimo rispetto alla squadra che ha battuto nel posticipo 4-1 la Lucchese a domicilio, e invece dall'altra parte Alfonso Greco sceglie gli stessi 11 che hanno affrontato il Pontedera, uno 0-0 sfortunato con due pali, tante occasioni da gol mancate dalla squadra rossoblù. Li leggiamo: Zaccagno tra i pali, poi difesa a 3 con Fabriani, braccetto di destra, Antonelli al centro, D'Ametto braccetto di sinistra, Zecca quinto di destra, poi Chester e Mastinu al centro, con Kujabi ancora confermato nel ruolo di esterno mancino di questo centrocampo a 4, poi Ruocco e Scotto alle spalle dell'unica punta Fischnaller, che era un po' il dubbio della vigilia, la possibilità di giocare Fischnaller o Diakité. Alla fine Greco ha confermato la squadra che ha fatto bene contro il Pontedera, nonostante sia arrivato solo un punto. Sì, l'altra parte, insomma, curiosa anche questa cosa, non so se l'hai notata, sicuramente sì, che il Pescara ha schierato la Torres per ruoli, quindi col 3-4-1-2, anche se poi ha invertito Ruocco e Mastino. Invece il Pescara è per numeri. È per numero, sì, così, per rendere complicato la che regna sovrana, diciamo. Mamma mia, veramente, a tutti i livelli, non riusciamo a liberarci veramente di questa scaramanzia. Da tenere d'occhio Tunjov o Tuniov, che dir si voglia, che in questo momento è il giocatore che ha segnato di più in casa Pescara. Occhio però anche ai giovani, a Cornero sì, Mero è un po' meno giovane, però insomma sicuramente... Però comunque Mero è un ex Primavera che ha fatto tanto bene, è un giocatore importante, ma sono tanti i giocatori comunque sia che hanno anche un passato alle spalle importante di questa formazione. C'è Plizzari per esempio, che chi segue un po', che ha seguito anche il calcio giovanile, non solo perché poi Plizzari è stato anche aggregato con la prima squadra, è un ex Milan, quindi comunque sia una formazione sicuramente strutturata,
nonostante sia molto giovane, per riuscire a vincere questo torneo. Tra l'altro in panchina ci sono anche due sardi come Ciocci e Masala. Assolutamente sì. Nel frattempo andiamo a vedere anche l'arrivo delle due squadre. Iniziamo ovviamente dalla Torres, in una Pescara che freme dalla voglia di vivere questa sfida al vertice nel girone B, come si può vedere dalle immagini che hai girato qualche minuto fa. Però insomma, al di là delle battute, al di là del fatto che appunto ci sia molta o poca gente ad aspettare le due squadre, comunque va detto una cosa per chi è stato all'Adriatico, che lo stadio, nonostante sia comunque abbastanza centrale rispetto magari ad altri stadi, è strutturato molto in stile, per chi è stato a Bari, in stile appunto lo stadio del Bari, stile San Nicola, quindi ha diversi scaglioni di sicurezza per arrivare al vero ingresso dello stadio, cosa che comunque disperde, no? Tutti i tifosi prima della partita, perché c'è chi sta nel suo baretto di fiducia che è un isolato più avanti, c'è chi sta nella via davanti all'ingresso, quindi insomma anche quello ovviamente non è una partita sentita, ma ancora non è una partita decisiva per la classifica. Questo un po' sicuramente ha inciso in un clima rilassato di arrivo alla partita. Assolutamente sì. È partita appunto che dicevamo prima, partita di vertice, la Torres arriva da imbattuta a questo che è forse il primo vero ostacolo. Il primo vero esame. Beh, possiamo definirlo il secondo, dai, il secondo, perché Secondo. comunque sì, anche la sfida del Curi contro il Perugia era una sfida importante, dove la Torres ha giocato bene, anche lì strappato un pareggio, il primo pareggio dopo le 7 vittorie iniziali. Dal Curi la Torres è uscita con delle consapevolezze, cioè la realtà di potersela in questo momento giocare a viso aperto con tutti, con il rispetto, come ha detto Greco, di tutti gli avversari, anche perché la prima parola che ha detto Alfonso Greco per presentare questa sfida è stata: chi se lo sarebbe mai immaginato, no? Al 10° turno di andare a giocare a Pescara, all'Adriatico, da capolista di questo girone contro i ragazzi terribili di Zeman. La Torres deve godersela, se sta troppo a giocare sulle pressioni, sulle ambizioni di questa partita, c'è il rischio che poi alla fine vieni mangiato dalle pressioni che sono oggettivamente più grandi di te. Deve godersela, provare a fare la sua partita, provare a fare il suo gioco, come ha fatto anche contro avversari importanti come il Perugia, ma contro la Saccararese, che ha battuto a Sassari, come la Lucchese, che ha battuto a Sassari. C'è stata anche un po' di polemica, no? Nelle ultime ore, per le parole di Gorgone, che di fatto l'allenatore della Lucchese, dopo la sconfitta proprio contro il Pescara nell'ultimo turno, ha detto: la Torres è una squadra forte ma ha raccolto un po' troppo rispetto a quello che ha prodotto in questo inizio di stagione. Greco ha detto: forse per qualcuno siamo fortunati e stiamo a caso lì in vetta alla classifica, invece dobbiamo, proprio dalle partite come quella di Pescara, dimostrare che fino adesso non abbiamo assolutamente rubato niente. Curioso anche questo fatto, no? Se ne parlava in questi giorni tra noi in privato, quanto stia dando fastidio la Torres là in alto in questo girone, anche se poi, no, Roby, è anche facile pensare che ci sia una sorta di volontà ben precisa, ecco, dietro questo tipo di discorsi, per provare un po' anche a togliere sicurezza. È una squadra che, al di là di tutto, questo è un dato di fatto, non è abituata a stare là in alto, soprattutto non è stata abituata negli ultimi anni. Vedremo effettivamente, perché oggi Pescara, poi domenica la Spal, già appunto arrivare dai pareggi di Perugia e poi quello interno contro il Pontedera, anche se poi, insomma, lo ha detto anche lo stesso Max Canzi, la Torres avrebbe strameritato di vincere. Ecco, sono tutti, no, dei passi che servono anche per misurare, secondo me, la pazienza della piazza sassarese e valutare anche quanto, no? Perché noi spesso abbiamo sempre detto che l'entusiasmo della piazza sassarese è sempre stato alleato da una parte, dall'altra parte anche, però quando le cose sono andate male, il peggior nemico un po' della squadra rossoblu. Ecco, sicuramente questo tipo di sfide, in questo momento della stagione, servono anche a educare in qualche modo il pubblico, no? Sì, non solo il pubblico, anche la squadra. La Torres è una squadra che comunque sia fa della reazione, dei nervi, a volte della frenesia anche eccessiva, come è stata una partita contro il Pontedera. Poi quando la palla non stava entrando, la squadra è andata veramente in apnea, alla ricerca costante di trovare magari l'azione giusta, quando magari con un po' di frenesia in meno sarebbe potuta portare a casa. Però non lo so quanto
quanto debba farci caso la Torres a questi ragionamenti, perché secondo me è una squadra che non è stata costruita per stare tra le prime 2-3 della classifica fino in fondo, quindi è stata costruita per alzare l'asticella, che vuol dire banalmente stare nei playoff. Al momento è 12 punti sopra l'ultimo vagoncino per i playoff, quindi è altamente sopra le aspettative di inizio stagione. Deve pensare a quello. Se inizia a fare la guerra da ottobre, da fine ottobre, con le corazzate principali anche a livello di nervi, c'è il rischio che poi magari dopo un po' fa in burnout, no? Per rispondere a Pierpaolo che ci chiede secondo noi quanto è veritiera la classifica della Torres, io credo che la classifica sia veritiera, perché poi fondamentalmente non ci sono state partite dove la Torres ha rubato, no? Comunque sia, dici, riguardi le azioni, dici non ci sta che abbia vinto. Ci sono state delle partite molto aperte, ne ha avute diverse, tirate da una parte e dall'altra, dove magari gli episodi, invece che girare bene a una squadra, hanno girato bene all'altra. Però non c'è mai stata una partita dove ha sofferto 90 minuti e poi non è riuscita a portarla a casa. Quindi al momento è stata brava a gestire gli episodi, deve essere così anche in fondo. Poi io credo che magari se forse ha preso qualcosina di in più tra Carrarese e Lucchese, la gara contro il Pontedera ha già equilibrato quello che è un po' il cammino fin qui dei rossoblù. Sì, insomma, fondamentalmente non c'è per caso la Torres, là in alto in classifica, ecco, perché appunto poi, al di là di quelle che possono essere anche le provocazioni di tifosi avversari, insomma, effettivamente è una Torres che merita di essere là in alto. Restiamo nel frattempo ha segnato l'Olbia, si è portata in vantaggio per 2-1, prima di andare sull'Olbia, perché appunto ci sarà anche il tempo giustamente per l'Olbia. Stiamo rivedendo l'11 scelto da Greco, però in panchina, dicevi tu, comunque recupera qualcuno, c'è Diakité, insomma ci sono... Sì, Diakité che ha già fatto un paio opzioni. di minuti, no? Di minuti contro il Pontedera, da capire se avrà magari già un tempo a questo punto, quest'oggi all'Adriatico, con Garau, Sanat, Riccardo Pinna, Pelamati, Mandrelli, Diakité, Masala, Verducci, Nunziatini, Menabò, Siniega e Goglino, che sono un po' le scelte. Ovviamente pesano le assenze di 3 nomi, no? Riccardo Idda, Liviero e Giorico sono questi 3 giocatori che già mancavano anche contro il Pontedera. Idda ha dovuto subire una piccola operazioncina per la frattura alla mano, cosa che comporta un bendaggio rigido che è fuori regolamento, quindi non può giocare in questo momento fino a quando non potrà togliere la steccatura, per definirla in maniera sicuramente non medica, però Tecnica, alla siamo mano, capiti. esatto, in modo tecnico, diciamo così, mentre Liviero e Giorico sono alle prese con un affaticamento muscolare che non era proprio una distrazione di primo grado, però non era proprio neanche una leggera contrattura da massaggio e via, perché è già la terza gara che saltano. Da capire, Greco ci sperava di averci, soprattutto Giorico, per questa partita. La speranza ora è di averli a disposizione per la prossima, in caso un'altra sfida molto difficile, perché la Sassari arriverà alla SPAL domenica alle 14. Fin qui, devo essere sincero, la squadra di Greco è stata brava a sopperire all'assenza. Quando non c'è stato Diakité in attacco, ha trovato Fischnaller, si è sbloccato anche contro il Pontedera, è andato vicinissimo al suo terzo gol, quindi ha fatti 2. Quando non c'è stato Giorico, ha trovato un Chester che non avrà la visione di gioco del figlio dell'allenatore del Latte Dolce. Mauro però sicuramente ha tanta garra, sembra quasi più uruguaiano che altro, il buon Chester. Esatto. E poi invece in difesa Fabriani fino adesso comunque ha fatto bene, perché contro il Pontedera ha fermato un certo Nicastro, che comunque Nicastro e Catanese, entrambi a 3 gol, e ha fatto una bella partita. Vediamo, perché oggi forse per questi 3 giocatori in maniera particolare, Fischnaller, Fabriani e Chester, è la vera prova del 9, capire se la Torres può fare ancora a meno di alcune assenze, oppure se sarà fondamentale recuperare il prima possibile chi manca. Nel frattempo stiamo vedendo appunto il tabellino in questo momento all'89esimo, quindi stiamo per entrare nel recupero al Nespoli, 2-1 con gol di Daniele De Sena, un gran gol di sinistro dell'ex capitano del Cagliari, punizione dalla destra di Ragazzu, Torre, anzi di Bianco, Torre sulla sinistra di Bellodi a rimettere la palla in area di rigore, poi è arrivato De Sena dopo il mancato tentativo, cioè il mancato colpo tra Nanni e Ragazzi, insomma è arrivato lui col mancino di potenza, l'ha messa sotto la traversa con tanto poi di corsa, di risultanza liberatoria, perché insomma ricordiamo anche l'infortunio subito dall'esperto centrocampista arrivato lo scorso gennaio dalla Virtus Entella, e uno
fatto degli artefici della rinascita dell'Olbia nel girone di ritorno. 2-1, quindi questo successo al momento, e speriamo che continui così, che finisca così la gara per la squadra di Leandro Greco. Roby, l'Olbia che la settimana scorsa, in realtà sabato, ha ufficializzato l'ingresso in società di una nuova compagine svizzera, con la Swiss Pro Promotion. Questa è la società che ha acquistato il 70% delle quote in realtà ancora club. è una fase preliminare, perché la firma vera e propria dovrebbe avvenire tra 3 settimane, anzi tra 2 ormai, perché una nel frattempo se ne sta per andare, quindi 2 e mezzo diciamo. È ancora una fase preliminare, però come giustamente dicevi tu, si arriverà alla firma con 70% per la Swiss Pro e il 30% per Alessandro Marino, che resta presidente dei Galluresi. Sì, assolutamente. Poi cercheremo anche di approfondire ovviamente questa notizia nelle prossime settimane. Diciamo fondamentale però per la squadra di Leandro Greco ritornare a vincere. L'Olbia non vince dalla seconda giornata, ricordiamolo, un grande avvio, no? Con 2 vittorie nelle prime 2 gare, poi alcuni pareggi. Questa sarebbe la terza vittoria, 2 pareggi, questa sarebbe la terza vittoria, perché in questo momento i galluresi sono a quota 11, proprio a ridosso dell'ultimo, anzi in realtà a pari punti con l'Entella, che sarebbe l'ultimo vagoncino della zona playoff, come lo hai chiamato giustamente tu. Insomma, sarebbe davvero fondamentale tornare a vincere in rimonta, perché ricordiamo che l'Olbia è andata sotto il primo tempo con il gol di Montini. Gol di ragazzi. Poi soprattutto sbagli il rigore, reagisci, perché sbagli il rigore potrebbe essere una mazzata, no? Reagisci, vai sul 2-1, è importante. Va detto che la società comunque in settimana, confermando Greco a livello di allenatore con il rinnovo, ha dato un segnale importante allo spogliatoio, cioè ha calmato magari anche le acque, e non è mai banale come aspetto. Assolutamente sì. 5 nel frattempo i minuti di recupero assegnati al Nespoli. Vedremo se basteranno appunto all'Olbia per ritrovare il successo tra le mura amiche. Appunto poi una vittoria contro la Fermana sicuramente importante, anche per una questione proprio di equilibri di classifica. Torniamo a Pescara, Roby, con immagino la Torre che sia scesa oramai in campo per riscaldamento. Sì, la Torre sta scaldando, fase di scatti, anche la dirigenza al completo, che ha fatto è una trasferta comoda a Pescara, d'altronde. Una trasferta simpatica, esatto, quella di Pescara, e vediamo, ancora non sono entrati i tifosi rossoblu, a meno che non riesca io a non vederli da questo settore. Si sono entrati dall'altra parte. Saranno molti continentali, come li chiamiamo noi in Sardegna, gente immigrata magari anni fa, perché comunque è difficile per chi lavora venire a vedere la partita di mercoledì a Pescara. Assolutamente sì. Tra l'altro, off topic, Torrente, allenatore del Padova se non erro, si è lamentato delle troppe partite in Serie C. Insomma, effettivamente è un calendario abbastanza ravvicinato, abbastanza anche perché intenso. Considerate che oggi la Torre è l'ultima partita di questo trittico del mercoledì, e poi domani sono tutte le altre partite. Comunque sia, si gioca praticamente ogni giorno, perché poi riparti domenica, chi gioca a un orario, chi gioca all'altro. È complicato rispetto alla Serie C. Un tempo, diciamo, anche la Serie C ormai sta abituando allo spezzatino tipico di A e B ormai da qualche stagione. Sì, tra l'altro, perché poi ricordiamolo che col discorso che il campionato finisce praticamente a fine marzo, ad aprile, insomma, sì, fondamentalmente tra una cosa e l'altra è chiaro che poi devi accelerare durante la stagione regolare. 93esimo, ci siamo quasi praticamente per il finale appunto al Nespoli tra Olbia e Fermana. Proviamo a proiettarci leggermente in avanti, al di là di quelle che chiaramente poi saranno le risposte che darà il campo stasera in casa Torres. Domenica arriva la SPAL, avversario non banale, visto che è una delle retrocesse dalla Serie B, che non ha trovato fin qui il miglior inizio, per usare un eufemismo. C'era Di Carlo che è stato anche esonerato. Insomma, un'altra di quelle partite trabocchetto, secondo me, per la squadra di Greco. Sì, anche perché poi comunque la Torres avrà in fila tantissime partite difficili, poi una Virtus Entella in trasferta che si sta riprendendo, quindi davvero è un calendario molto tosto, però io credo che
sai, ha usato una parola da metto dopo lo 0-0 contro il Pontedera, che è stata leggerezza, che uno dice, sai, la parola leggerezza vuol dire superficialità, spesso e volentieri, invece no, leggerezza in chiave di godersi il momento. E io credo che questa squadra debba fare questo, cioè adesso arriva un tritico molto difficile, c'è anche la Coppa in casa dell'Alessandria, oggi è stato ufficializzato data e orario, appunto in casa della Juventus Next Gen ad Alessandria, ovviamente. E quindi sai, il giochilotto alle 2, continuerai praticamente ad avere tutte le settimane o quasi da qui alle prossime 3, con anche il mercoledì impegnato, il mercoledì o comunque l'infrasettimanale, e questo ti darà secondo me la forza di quanto potrai sognare fino a gennaio tra le prime 3-4 posizioni. Poi si vedrà, ovviamente, perché a gennaio, come sempre capita in C, ma quasi tutti i campionati cambiano un po' le gerarchie in base al mercato che vengono fatte, soprattutto dalle squadre che possono spendere tanto. E dubito che la Torres farà grandissime rivoluzioni a gennaio, perché comunque ha già fatto un mercato importante in estate. Però di base credo che la parola leggerezza sia quella giusta, anche oggi vieni all'Adriatico, ti godi la serata dove hai finalmente un po' di ribalta contro una squadra con un allenatore importante, contro una squadra importante, e ci arrivi addirittura davanti in classifica. Qualora perdesse sarebbe comunque a pari punti sempre prima in classifica, quindi bisogna godersi il momento. Tanto un po' di storie tese nel finale a Olbia tra Fabbri e il numero 5 Eleutheri Leandro e le storie Fermana. Esatto, ma insomma un Olbia che tra l'altro aveva avuto quasi l'ultimo pallone del match, ha provato ad andare in avanti, quindi a dimostrazione anche dell'entusiasmo giovanile della squadra di Leandro Greco. L'Olbia che poi domenica andrà ad Alessandria, anche lei, a sfidare di nuovo la Juventus Next Gen, come davvero ha già sfidato la Torres in campionato, risfiderà la Torres in Coppa Italia e sfida anche l'Olbia. Saranno contentissimi i ragazzi come si chiama, del club sardo di Biella, che loro ne approfittano ogni volta che fanno una squadra sarda, ammazzano una quindicina di pecore, però giustamente bisogna la strage in un mese che avranno fatto esatto. Ovviamente il circolo sardo, che salutiamo, però a parte questo poi comunque è finita, promesso non ci sarà più Alessandria durante tutta la stagione. Finita nel frattempo la sfida del Nespoli, caro mio Roberto Pina, 2-1 finale, quindi torna la vittoria della squadra di Leandro Greco, e questo non può che farci piacere. Roby, ti lascio alla partita, perché insomma tra poco più di 20 minuti scenderanno in campo per il fischio d'inizio appunto Pescara e Torres per il 10° turno della Serie C Girone B, big match di giornata, e quindi siamo tanto curiosi, appunto molto curiosi di vivere con te questa sfida. Quindi grazie Roby per averci raccontato questo prepartita, grazie a tutti coloro che come sempre ci hanno seguito. Appuntamento a domenica con chiaramente la Serie C, ma restate stasera perché c'è tanto da vivere, ovviamente. Buona serata a tutti, sigla. La TechFind si occupa di distribuzione industriale e consulenza tecnica specialistica nei settori chimico e petrolchimico, impianti di produzione energia, impianti alimentari, acquedottistica e depurazione. Nella TechFind troverete un partner esperto e un broker industriale competitivo ed affidabile. La TechFind potrà esservi utile nell'approvvigionamento di filtri, pompe, strumentazione industriale, valvole e in generale di qualsiasi apparecchiatura industriale. TechFind. You search for tech we find. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.